Vi dico soltanto la particolarità dei porci che sono in quel paese lontano. In un testo dove evidentemente siamo in ambito giudaico, dire il porco, dire un animale assolutamente immondo, non si poteva mangiare, non si poteva toccare, una realtà cioè che rendeva impuro anche il rapporto con Dio. Questo ragazzo, dopo che sperpera tutto quello che ha, il porco è presentato in una situazione così drammatica dove non riesce neppure a mangiare il cibo che mangiano i porci. Vuol dire che non soltanto ha toccato il fondo, ha sfondato il fondo. Ha sfondato il fondo. Non c'è di peggio. La fotografia che viene data di questo ragazzo da un punto di vista, direi, umano, relazionale, religioso, da tutti i punti di vista è una tragedia, come è fotografato. Per noi è chiaro, mi piace che mangiamo sbocchetti, se ci piace il maiale in tutte le salse, è evidente che non ci dice granché, ma questo maiale che risuona in un ambito dove il maiale è l'emblema dell'impurità, è evidente che dà subito un'indicazione. E mentre questo ragazzo si trova in questa realtà dove non riesce neppure a mangiare il cibo che i porci mangiano, che cosa gli viene in mente? Il testo dice che ritorna in se stesso. Non si capisce bene, o meglio, è lasciato un po' spalancato. Non è che sia una grande motivazione, perché in questo momento che cos'è che lo spinge? La fame. Ha fame. E sa che per mangiare la chiave della cucina è nel cuore del padre. E allora si prepara questa frase ad effetto, una frase un po' teatrale, che è vera da una parte e però è teatrale dall'altra. Gli vengono in mente chi? Gli stipendiati, i prezzolati che sono in casa, esattamente una casa dove stavano molto bene, c'erano servi. E chi gli viene in mente? Non il padre, che poteva naturalmente dargli tutto senza condizioni. Gli vengono in mente i servi del padre che mangiano perché hanno lo stipendio. Allora, una situazione da un punto di vista affettivo che è molto, molto strana. E si prepara una frase d'effetto che è questa: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Si avvicina a casa, il padre, abbiamo detto, è lì, evidentemente attende. E questa è l'altra caratteristica tipica di questa parabola. Dio attende, Dio ci attende, Dio mi attende quando sempre. Ed è in questa attesa continua da parte di Dio che, vedendo questo ragazzo, quando è ancora lontano, ma grande, quindi quando il ragazzo è ancora nella situazione di lontananza affettiva, quando il ragazzo è ancora distante da tutti i punti di vista, il padre è lì che lo sta aspettando. Quando lo vede, c'è tutta questa serie di realtà che vengono messe in movimento: la corsa, il buttare le braccia al collo, il baciarlo. Per noi sembra normale. In ambito semitico, cioè in ambito giudaico e arabo, odierno anche, non succede mai una cosa del genere. Colui che in qualche modo è inferiore, o un figlio di fronte al padre, non fa una cosa del genere. Il padre, l'anziano o il grande, non si concede affettivamente così, ma c'è tutta una serie di atteggiamenti. Ieri lo ricordavo ai nostri colleghi di Alghero, in italiano esiste il termine storpiato, un termine italiano che è la storpiatura dell'arabo. Quando noi diciamo in italiano fare i salamelechi, che è un'espressione araba che vuol dire salameleche, cioè benedette le tue mani, dove questo significa l'atteggiamento di colui che accoglie, che
insieme affettivamente, dà dei segni, cioè c'è il bacio della mano da parte dell'inferiore, c'è un inchino, ci sono più inchini, ci sono alcune cose che si dicono. Questo cliché è tutto stravolto. Il padre, evidentemente è ricco, è il padre, è una personalità, come viene fotografato nel racconto, corre, gli si butta addosso, lo abbraccia. E qui direi quella frase ad effetto, preparata in lontananza con una motivazione che dicevo è la fame, viene fuori. E l'espressione qual è? Meglio, il padre che cosa concede a questo figlio di dire? È interessante come nel testo sia ad un certo punto troncata l'espressione che voleva dire, che aveva preparato il figlio. Il padre permette al figlio di dire tutta la verità. Questo sì. E cosa gli permette? Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. È la verità. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio per come mi sono comportato, ed è un'altra verità. Cosa non gli permette il padre di dire? Trattati come uno dei tuoi salvati. Questo non glielo concede. Questo non glielo permette. Perché non glielo permette? Non glielo permette perché anche quando fosse figlio a decidere di mettersi tra i servi, non lo può fare. Perché? Perché il figlio resta sempre figlio. È un altro statuto, è un'altra realtà. Il figlio, anche quando è ordinato, quando è tornato in Bretagna, non può mai mettersi tra i servi, mai! Perché? Perché questo statuto è un altro, è lo statuto di figlio, che è intangibile, non è toccabile. Per il padre il figlio resta sempre figlio. Per questo padre il figlio resta sempre figlio. E com'è interessante nel testo l'interruzione quando non gli permette di dire l'ultima frase che ha preparato in lontananza. Invece di bloccarlo in negativo dicendo no, non dire questo, il padre si volge verso i servi e che cosa dice ai servi? 9 imperativi per dire ai servi di portare e di mettere a questo figlio, che è sempre rimasto figlio, tutti i segni della figliolanza, distinto, santo, anello, eccetera, eccetera. Il padre dà la risposta al figlio, direi con un'estrema delicatezza, non gli fa nessun tipo di predica, ma rivolgendosi ai servi, in fondo, gli dice ai servi: ridategli tutto quello che ti compete e che nessuno gli può togliere, perché è rimasto sempre figlio e resta sempre figlio. Questo è il modo bello attraverso cui, attraverso questi imperativi dati ai servi, dice al figlio: tu rimani sempre figlio, lo sei sempre stato e sempre rimarrai tale. E questo è il contatto con questo figlio che torna dopo tutta questa avventura particolare. E colui che ritorna, l'altro dialogo, l'altro quadretto, la seconda parte della parabola. Questo primogenito che sente odore di festa si incavola. Il testo usa orchiste, che in greco è un'arrabbiatura solenne. Potete declinarlo, diciamo, nel linguaggio che vi viene meglio, ma quello significa un'arrabbiatura di quelle che fanno proprio girare le scatole. Si arrabbia perché c'è festa. Si arrabbia perché il padre fa festa per colui che torna. Ditemi se può essere sano. Ditemi se può essere sano. E ditemi quanto sani siamo quando in fondo vediamo che Dio incondizionatamente ama.
È il discorso. Prima c'è la valanga che questo figlio che sta tornando dai campi butta contro il padre. Chi conosce un po' il greco, che fa un po' di classe, fa le classiche, se prende in mano il testo greco si renderà conto di quanto duro il greco è il discorso che questo figlio più grande che torna dai campi vomita nei riguardi del padre. È durissimo. Anche le traduzioni rendono un po', ma non così tanto come il testo greco. E l'altra sottolineatura che in questo tipo di confronto, di discorso, è importante fare, questo padre non interrompe mai il figlio, questa caterva di cose dure, pesanti, che il figlio dice nei confronti del padre. E come si chiude questo discorso? Quando il padre ascolta, dopo che il padre ha ascoltato tutto quello che il figlio gli ha detto in modo molto violento, la parola che sigilla tutto quanto è tecnon, che è un vezzeggiativo, piccolo figlio mio. Non lo usa neppure con quello che sta tornando e che in fondo, da un punto di vista formale, ha preparato questa bella frase, si è comportato anche molto bene, si è presentato al padre quasi umiliato. Questo figlio che si rivolge al padre con questa pesantezza, in fondo riceve l'unico vezzeggiativo che c'è dentro tutto il testo. Piccolo figlio mio, dopo che c'è stata appunto questa cavalcata di cose pesantissime nei confronti del padre. Da un punto di vista di vocabolario, un'altra cosa molto bella nel testo. Mai il figlio maggiore si rivolge al padre chiamandolo così. Lo scapestrato che torna è capace 5 volte di chiamarlo padre, il figlio primogenito non è mai capace di chiamarlo padre, ma ancora di più non si rivolge mai parlando del suo fratello in termini di fratello. Rivolgendosi al padre dice sempre questo tuo figlio qui. Mai lo interpreta, mai lo capisce, mai lo vede, mai lo sente come suo fratello. Ricordate bene questa realtà, perché è il finale della parola. Qui c'è già iscritto, detto così, il finale della parola. Ricordate, padre da una parte, fratello, sorella dall'altra, e la finale di quello che Gesù in fondo vuole dire.